Un omaggio a tutte le vittime del coronavirus, a medici, personale e volontari che si sono impegnati in queste settimane a combatterlo. Questo rappresenterà venerdì pomeriggio il sorvolo delle frecce tricolori sopra Venezia in piazza San Marco, cui si potrà assistere tra le 14:15 e le 14:30. Tutti con il naso all'insù potranno godere dello spettacolo, facendo attenzione però ad evitare gli assembramenti. Un abbraccio tricolore. Volare insieme, mantenendo le distanze, così è stata intitolata l'iniziativa della pattuglia acrobatica dell'Aeronautica Militare, che ai colori bianco, rosso e verde del tricolore vuole coniugare in modo inscindibile i contenuti di unità, solidarietà e ripresa come auspicio e nuova via per l'intero Paese. Una settimana sui cieli di tutta Italia di acrobazie che sta attraversando tutti i capoluoghi di regione in un simbolico segno di speranza e nel contempo di quella responsabilità e disciplina cui siamo chiamati tutti. Un volo iniziato da Codogno, prima località d'Italia toccata dal coronavirus, poi Milano, passando per Torino, Genova, Firenze, L'Aquila e ancora Cagliari, Palermo, Napoli, Bari, Ancona e infine Venezia. Questo viaggio delle frecce tricolori. Conclusione a Roma martedì 2 giugno per la festa della Repubblica.